Mister Fabio Gallo, ormai, almeno questo dicono i numeri, è una partita che giocate da soli. E in realtà quanto vi pesano, soprattutto quello 0 nelle sconfitte, se le pesa o se invece l'organizzazione delle partite del gioco della settimana sono indipendenti? Buonasera a tutti. Ma non ci pesano perché è un bel numero, siamo consapevoli che tutti giocano contro di noi cercando di metterci in difficoltà, però noi siamo abituati a pensare a noi e non pensare a quello che gli avversari fanno per cercare di batterci. Noi abbiamo la nostra identità, il nostro modo di essere, quindi andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti sempre per la nostra strada. Una partita come quella di stasera dovrebbe essere uno scontro diretto, ecco, su cosa punta lei? Ma appunto sulla qualità della mia squadra, sull'intensità, sull'organizzazione, rispettando chiaramente l'avversario che è un avversario che ha dei giocatori molto forti, una squadra organizzata che è cresciuta moltissimo dalla partita d'andata, però ripeto, noi dobbiamo pensare a quella che è la nostra identità. Stadio Romeo Menti sold out per il derby tra Lanerossi Vicenza e Cittadella. Buonasera da Giuseppe Galati e Andrea Mantovani. Un derby, gara molto sentita, molto importante, ma c'è da dire innanzitutto in avvio, Andrea, che i numeri del Vicenza sono veramente impressionanti. La partita è di cartello sicuramente, però la squadra di casa sta facendo un campionato eccezionale, soprattutto qua in casa, 11 vittorie su 11 partite, ben 20 punti di distacco proprio dai rivali. Cittadella, squadra comunque ben attrezzata, quella di stasera proprio per gli ospiti è l'ultima occasione per rientrare nel giro che conta. Giro che conta nel quale c'è già una voragine tra la capolista Vicenza e le inseguitrici, ma la squadra di Fabio Gallo, e lo abbiamo sentito anche dall'intervista pre-partita del nostro Pier Giorgio Severini, è molto concentrata, è sul pezzo, non vuole lasciare nessun margine di speranza agli avversari. Si tiene altissima la tensione, Fabio Gallo in questo è un maestro, l'ha fatto l'anno scorso ad esempio con l'Entella, quest'anno è sulla stessa falsariga. Vicenza che ha veramente pochissimi punti deboli, stasera per il Cittadella c'è da fare la partita perfetta. Squadre che sono arrivate ora in campo con il direttore di gara e i suoi assistenti. Ricordiamo che nella gara di andata al tombolato di Cittadella finì 1-0 in favore del Vicenza con gol di Rauti che questa sera però è in panchina, a dimostrazione anche della intercambiabilità, della ampia possibilità di scelta che ha Fabio Gallo. Una squadra di assoluto valore, quella al servizio di Mister Gallo questa sera, però è importante vedere come abbia lanciato i protagonisti della vittoria di Arzignano, ossia Caferri e Alessandro Capello. Quindi saranno protagonisti. Stiamo vedendo la formazione del Lanerossi Vicenza con Gagno tra i pali, Cuomo, Leverba e Sandone in difesa, Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari e Costa a centrocampo con Stucler e Capello davanti. Cittadella di Manuel Iori che risponde con lo stesso modulo 3-5-2 con Luca Maniero tra i pali, Salvi, Pavane e Angeli in difesa, linea di centrocampo da destra a sinistra con D'Alessio, Amatucci, Casolari, Anastasia e Rizza con Dio e Bunino davanti. Quello del Cittadella è un 3-5-2 che Manuel Iori ha saputo tessere in maniera molto interessante, ad esempio la posizione di Anastasia che giocherà come mediano, come mezzala di sinistra, ma sappiamo bene che nasce come attaccante esterno ed è molto bravo in questo, saper leggere la situazione e buttarsi nello spazio quando serve. Pallone sul dischetto di centrocampo, il calcio di avvio sarà a favore degli ospiti. Si alzano dalla panchina i due tecnici, c'è tensione, attesa, partiti in questo istante, subito aggressivo
il Vicenza. Approfitto di questa punizione per il Cittadella per andare dal nostro Pier Giorgio Severini proprio a bordo campo, lì tra le due panchine. Buonasera Pier Giorgio. Buonasera Giuseppe, a te e buonasera ai nostri telespettatori. Un'atmosfera incredibile, oltre 10.000 presenze qua al Menti, il stadio esaurito in ogni ordine di posto, ovviamente i posti che sono stati anche per motivi di ordine pubblico messi in vendita. Molto fair play all'inizio tra Gallo e Iori, si sono abbracciati prima di occupare le rispettive panchine. Insomma, siamo pronti ad assistere ad un grande spettacolo. A te. E Cittadella che prova subito a mettere in difficoltà la retroguardia biancorossa. Molto attento il capitano storico del Vicenza, Filippo Costa. Il suo lancio è arrivato direttamente nella zona di competenza di Maniero, che viene chiamato in causa ora anche da Angeli. Il pallone per Salvi, si fa vedere a Matucci, il lancio verso Dio che non riesce a prolungare verso Bunino. L'aggressività sulla mediana da parte dei padroni di casa, l'intervento irregolare su Costa da parte di Amatucci. Vediamo subito una grande intensità in campo, Vicenza molto aggressivo, Cittadella che prova a impostare l'azione dal basso, ma Dio, ad esempio, abbiamo visto come è stato subito pressato e aggredito. Vicenza non vuole dare spazio agli avversari. Grande spettacolo anche sugli spalti, una bellissima sciarpata all'ingresso in campo delle squadre nella curva del Vicenza e anche dei fumogeni di coreografia da parte dei tifosi della formazione di casa, che si deve difendere sull'attacco di Bonino. Lo fa con ordine con Sandon, pallone recuperato dagli ospiti. Ottimo lavoro di Amatucci che va via a Costa, riesce in qualche modo a servire Bunino, che però è stato ben arginato da Carraro. La ripartenza dei padroni di casa con l'intervento su Zonta in scivolata provvidenziale per cercare di sventare la minaccia. Ospiti che si rifugiano in fallo laterale. Fabio Gallo, l'anno scorso per lui una stagione trionfale sulla panchina della Virtus Entella, promossa in Serie B, e si sta ripetendo quest'anno a conferma della maturità raggiunta anche come tecnico. Come tecnico è quello che sa trasmettere alla squadra. Abbiamo visto proprio adesso come il Vicenza con giochi a memoria, in 4 passaggi si è portato nella metà campo avversaria con grande pericolosità. Questo vuol dire che c'è un grande lavoro dietro, è un gruppo che sta lavorando molto bene. E su questo ribaltamento di fronte Stuckler è rimasto un po' corrucciato perché era andato liberissimo sulla fascia sinistra, poi non è stato servito, la palla è finita dalla parte opposta, ma ovviamente poteva essere una grande occasione. Manuel Iori intanto si gira verso i propri collaboratori, evidentemente qualcosa non gli è piaciuto dello sviluppo dell'azione precedente, che ha portato il Vicenza a recuperare palla e a gestire con Pellizzari che scivola ma recupera l'equilibrio, riesce a toccare per Costa il pallone dietro verso il centrale Maxime Leverbe, giocatore fondamentale, un regista difensivo di grande esperienza, il francese, ragazzo che compirà 29 anni il prossimo 15 febbraio. Intanto il pallone tagliato, messo in mezzo da Costa. Cittadella che si rifugia ancora una volta in fallo laterale, questa volta con il proprio capitano Pavan. Pavan molto attento, si è subito piazzato bene su questo cross velenoso di Costa. Ecco il Vicenza con pochi fronzoli, però con grande concretezza sa come andare a essere pericoloso nella metà campo offensiva. Pavan che tra l'altro è un ex di questa sfida, essendo nato a Thiene
in provincia di Vicenza. Intanto il pallone in area di rigore, la grande chance per il Vicenza, bravissimo Maniero. Stucler ringrazia i compagni, lancio con il contagiri. Un lancio direi alla Pirlo, questa volta è stato protagonista Leverbe, un colpo al volo veramente che, ecco, adesso lo rivedremo, veramente bellissimo, con i giri giusti per Stucler che si è liberato molto bene. Maniero bravissimo a chiudere però lo specchio della porta. Battuto l'angolo dal Vicenza, dicevamo di Pavan che non solo è nato a Thiene in provincia di Vicenza, ma nel Vicenza è cresciuto calcisticamente ed è rimasto in bianco-rosso nelle giovanili fino al 2012, per poi andare a sviluppare la sua carriera tra Serie B e Serie C. Nicola Pavan, classe 93. Ecco, interessante questa immagine dove Costa dalla tre quarti mette questo pallone in mezzo dentro l'area di rigore. Pellizzari, Caferri e Stucler pronti a fare densità dentro l'area di rigore. Ecco, questo è un messaggio chiaro: quando arriva la palla in quella zona bisogna buttarsi dentro l'area. In area di rigore era andato Bunino, pallone che non arriva a destinazione però per l'attenzione di Sandon. Fallo commesso ora da Casolari. Anzi, si trattava di Angeli che ha trascinato a terra Stucler. Con calma Sandon ricomincia dalla Verb. Atteggiamento tattico della squadra di Manuel Iori, un 5-3-2, i due esterni molto bassi per cercare di non dare spazio alle loro spalle, sapendo bene che sia Costa che Caferri sull'out di competenza possono essere molto pericolosi. Carraro guarda in mezzo, ha capito tutto e interviene mettendo il pallone, fallo laterale. Sì, soprattutto in fase di non possesso. Iori ha chiesto di stare molto corta per non dare profondità al Vicenza, alla propria squadra. Il pallone nell'area piccola, le proteste dei giocatori biancorossi. Il direttore di gara che interviene rischiando un fallo in attacco. Quella che era schizzata nella zona di competenza di Maniero. Da due passi aveva provato ad approfittarne Caferri. Semplice rimessa dal fondo. Sì, di certo la situazione che si è creata è stata molto pericolosa. Cittadella, soprattutto il reparto difensivo, non deve far rimbalzare quel pallone all'interno dell'area piccola. Terreno leggermente scivoloso, soprattutto ai lati del campo. Ha faticato a mantenere l'equilibrio nell'andare a recuperare il pallone Leverbe. Sandon ricomincia da Gagno. Che nel 2022 ha vinto il campionato di Serie C ottenendo la promozione in Serie B con il Modena e poi si è aggiudicato anche la Supercoppa, ma soprattutto è stato protagonista di un gol rimasto storico, Andrea. Eh sì, si è preso il lusso di entrare nel tabellino dei marcatori con un gol molto importante, forse determinante per la famosa promozione proprio del Modena ai danni, mi pare, della Reggiana. Una conclusione da centrocampo. Beh no, era proprio da dentro la sua area del portiere, il suo lancio
terreno che schizzava è molto bagnato, ha sorpreso il portiere avversario. La rimessa dal fondo in favore del Cittadella. Se la prende comoda la squadra di Manuel Iori e naturalmente è anche una sfida che si gioca sulla forza dei nervi. Questa tra due squadre di alto livello, con il Vicenza che quest'anno sta veramente impressionando tutti. Il pallone profondo, l'uscita di Maniero che non riesce ad impattare il pallone. Bunino in velocità va giù, lascia giocare il signor Madonia, Dario Madonia. Fischietto di Palermo, i suoi assistenti lo ricordiamo Andrea Cecchi di Roma 1 e Giulia Tempestilli di Roma 2, Giorgio Bozzetto il quarto ufficiale della sezione di Bergamo, l'operatore al Football Video Support e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto, con calma Gagno. Riceve ancora palla da Leverb. È simile. Sì, diciamo che ha voluto più fare... o meno quella era la posizione, in questo caso stava lanciando un compagno. Certo, ha cercato di fare il regista difensivo, ormai i portieri sappiamo bene che sono parte integrante della costruzione della manovra dal basso, e Gagno ha dimostrato che con i piedi ci sa fare, quindi grande fiducia da parte del mister. Interviene il direttore di gara, comanda un calcio di punizione in favore del Vicenza, richiamo da parte del quarto uomo Bozzetto alla panchina del Cittadella. Sì, questo richiamo è generato almeno a seconda della panchina del Cittadella, di una disparità di trattamento sul precedente contrasto che avete visto. Hanno protestato molto, soprattutto Iori con Bozzetto, per la mancata concessione del calcio di punizione, e allora adesso hanno detto questo invece l'hai visto. Zonta, pallone all'indietro per Leverb che fa proseguire Costa. Si fa vedere Sandon nel ruolo di attaccante esterno, si è preso una licenza. Una squadra in grande fiducia, si vede da queste iniziative. Anche Sandon punta l'uomo, sposta, cerca di superarlo, però non ci riesce, ma sicuramente sono segnali di una squadra intraprendente che sta giocando sulle ali della fiducia e dell'entusiasmo. Come abbiamo detto, 11 vittorie in 11 gare giocate in casa per il Vicenza, 23 gol fatti, 4 subiti. Intanto rischia Maniero, che rischio che si è preso. Ha aspettato davvero troppo Stuckler, bravo a crederci, gli va in pressione proprio a 1 metro e Maniero per poco non rischia il patatrack. Guardava il pallone, aveva la testa bassa, lo abbiamo visto da queste immagini, non si è reso conto dell'arrivo in gran velocità di Stuckler. Palla nell'area piccola, continua a spingere il Vicenza, guadagna l'angolo. Cittadella che dovrebbe posizionarsi meglio con una sorta di
di diga davanti ai difensori che devono marcare ovviamente gli attaccanti. Serve un giocatore davanti che faccia da schermo, perché arrivano troppo facilmente questi palloni dentro l'area piccola. È caduto male sulla spalla sinistra Salvi, che è a terra con il medico sociale del Cittadella che sta cercando di rimetterlo nelle condizioni di poter proseguire la gara. Una brutta caduta la sua, ha perso completamente l'equilibrio. Ragazzo bergamasco di grandissima esperienza, classe 88, Alessandro Salvi, cresciuto nell'Albino Leffe, gli anni migliori li ha vissuti proprio con la maglia del Cittadella tra il 2015 e il 2018. Stanno chiedendo il cambio purtroppo. Sì, non ce la fa a rimanere in campo Salvi, che dicevo nel 2016 ha vinto il campionato con il Cittadella, il campionato di Serie C, ottenendo la promozione in Serie B. Allora Manuel Iori era in campo e l'allenatore era Roberto Venturato. È pronto Riccardo De Zen ad entrare, ma ci sarà ancora qualche minuto, perché quando è stato mandato a fare riscaldamento Iori non pensava di doverlo impiegare subito così in maniera repentina, invece Salvi non ce la fa, e allora addirittura adesso il direttore di gara sta chiedendo l'intervento della Barella. Tanto dolore, tanta sofferenza per Alessandro Salvi, vice capitano del Cittadella, costretto a lasciare il campo al 18° minuto. Arriva ora la Barella per accompagnare, portare fuori Salvi. Una brutta caduta, l'impatto con la spalla sinistra sul terreno di gioco. Intanto Iori ha dato le nuove indicazioni ad Alessandro, adesso vedremo se ci saranno delle novità anche dal punto di vista della disposizione. Quindi D'Alessio ha parlato a lungo con Iori. È pronto finalmente Riccardo De Zen, giovane classe 2005, a rilevare il vice capitano del Cittadella. Non dovrebbero esserci cambi tattici, essendo De Zen un cambio naturale per Salvi. Sì, e ovviamente si perde tanta esperienza da dietro, perché Salvi è un perno su cui fare grande affidamento. Applausi per lui, accompagnato fuori dal campo. Abbiamo visto e rivisto le immagini del suo stacco per anticipare l'avversario, il giocatore che stava marcando. È caduto male sul terreno di gioco. In campo al suo posto Riccardo De Zen, ragazzo che compirà 21 anni il prossimo 7 maggio, cresciuto nel Cittadella. Intanto il pallone nell'area piccola fa venire i brividi ai difensori della formazione perché ospite. Il Vicenza è pronto a giocare una card per questa spinta in area di rigore. Adesso vedremo lo sviluppo. Ecco, l'ha consegnata, abbiamo visto che Gallo l'ha consegnata sì, sia al quarto ufficiale Bozzetto. Richiamato il direttore di gara e va a vedere le immagini il signor Dario Madonia. C'è stato il colpo di testa di Sandon che ha colpito la traversa. E Capello, no, Capello che viene spintonato dentro la porta.
bisogna vedere come valuterà. La spinta è quella di D'Alessio, Sì. quella presa in considerazione su Capello. Io non credo Capello riuscisse a essere attivo poi su quel pallone, però resta il fatto che una leggera spinta c'è. Signor Madonia che sta guardando le immagini insieme al suo quarto ufficiale Giorgio Bozzetto. Direi che in qualunque caso è un'ingenuità quella di D'Alessio, difensiva chiaramente, perché non ce ne sarebbe neanche stato bisogno. Capello era, a mio avviso, fuori portata da quel pallone. Fischietto di Palermo che quest'anno dirige per la prima volta il Vicenza. Ha già avuto a che fare invece con il Cittadella la 10ª giornata di andata. In casa dell'Ospitaletto la squadra di Manuel Iori si è imposta per 2-1. Giocatori che attendono il ritorno sul campo. Giocatori e la panchina del Vicenza sono tutti in piedi all'interno dell'area tecnica di Gallo in attesa della decisione. Comincia a spazientirsi Fabio Gallo. Continua a ripetere all'assistente qual è il problema. Secondo Gallo è Una spinta assolutamente evidente. palese, esatto. Mentre la versione opposta è che su quella palla non ci sarebbe mai arrivati. E naturalmente l'attesa prolungata. Eccolo che torna sul terreno di gioco il signor Dario Madonia. Vediamo qual è la sua decisione. Calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Vicenza sull'azione che aveva portato alla traversa di Sandon d'azione d'angolo. C'è stata poi la spinta ai danni di Capello, giocata bene dunque la card da Fabio Gallo, che così continua ad avere due possibilità di richieste. Continuano a parlare, Giuseppe, continuano a parlare perché vogliono anche il provvedimento disciplinare oltre che quello tecnico. Gallo ha ripetuto per me è rosso, per me è rosso. Non è stato di questa opinione il direttore di gara. Capello ha lasciato il pallone a Stuckler. Si incarica quindi della battuta, del tentativo di trasformazione di questo penalty. David Stuckler, attaccante danese di origini iraniane. 6 gol per lui quest'anno in campionato. Parte Stuckler, centrale piuttosto Calciato malissimo. Fabio Gallo è rimasto di sale. debole, centrale. Ha aspettato forse il movimento del portiere avversario, non c'è stato. Maniero qui non ha abboccato ed ha neutralizzato la prima grande chance del Vicenza. Chance completamente sprecata, e questo è la dimostrazione che quando si va a battere un calcio di rigore la pressione ti può fare un brutto scherzo. Proprio battuto con poca determinazione. Punizione in favore del Cittadella. Dio non aggancia il pallone, lo rincorre
può rincorrerlo, recupera Larizza che appoggia dietro per Casolari. Intervento irregolare di Bunino. Una grande chance sprecata dal Vicenza, dal dischetto con Stuckler. Adesso vedremo come reagirà la squadra biancorossa a questo errore dal dischetto, che sicuramente ha un peso, poteva indirizzare la gara in un'altra maniera. E anche il Cittadella come prenderà magari ancora più coraggio dopo questo episodio. Recupera Costa. Pallone per Sandon che ha spazio davanti a sé, supera la linea di metà campo, riesce ad andare in velocità su De Zen che non lo molla. Carraro, proseguire dall'altra parte Cuomo, Zonta al limite, in 4 dentro a saltare, arriva ora il cross, il pallone respinto, Sandon tocca dietro per Costa che si lamenta perché gliel'ha messo sul destro. Costa sì, è un gran tiratore ma è un mancino. Qua è la precisione dei dettagli. Quando servi il pallone al compagno devi sapere con quale piede va a calciare. Ecco, Sandon prepara tutto bene, però questo pallone va giocato un pochino più esterno, con Costa che a quel punto ha fatto bene comunque a chiudere l'azione, anche perché praticamente i 2 braccetti di difesa erano tutti e 2 in avanti. Comunque un Vicenza che continua a essere molto aggressivo, molto intenso e a fare la partita. Carraro per Capello, attaccante di movimento, fa proseguire Caferri, il cross ribattuto. Vediamo come gli esterni appena arrivano a 15-20 metri sia Costa che Caferri non aspettano niente, mettono questo pallone in mezzo proprio per dare pressione sulla difesa avversaria. Gli attaccanti sanno già dove devono posizionarsi, quindi Costa ingaggia il dribbling con De Zen che non lascia passare, ben più esperto giocatore avversario. Costa è un rientro molto prezioso, sappiamo bene che anche sui calci piazzati è una pedina fondamentale col suo mancino. Nell'area piccola comanda Maniero, ha neutralizzato il penalty in tentativo di trasformazione di Stuckler, non abboccando alle finte dell'attaccante danese. Luca Maniero, padovano classe 95, cresciuto nel Padova con il Crotone, ha ottenuto la promozione in Serie A. Intanto Capello, Costa, Verb, Cuomo, si sgancia anche Cuomo, il pallone per lui, triangolo che si chiude, pretende troppo qui Cuomo. Vediamo come le 2 catene di fascia che partono proprio dal terzo di difesa, c'è una proposizione continua, palla sull'esterno, o si butta la mezzala di riferimento oppure addirittura in questo caso Cuomo, come l'ha fatto prima Sandona a sinistra. Nel fondo campo Maniero, Dio sfiora di testa, Bunino anticipato.
Retropassaggio di Sandon, Gagno. Attaccato Cuomo, Gagno. Allarga per Costa. Di prima intenzione, di testa. Mette in movimento Pellizzari, su di lui recupera molto bene De Zen. È stato bravo, ha rotto la linea, ha dato impressione su Pellizzari che ha una bella gamba, ma De Zen è stato intelligente a chiudergli la strada, chiudendo anche l'azione offensiva, il break. Allora Iori ha appena chiesto ad Anastasia di alzarsi molto, di andare a giocare praticamente sulla linea dei due attaccanti. Eh sì, perché effettivamente pochi palloni per lui, sempre spazi molto ristretti per un giocatore che, se ha lo spazio di puntare l'uno contro uno, diventa molto pericoloso. Anastasia che torna così nel suo ruolo naturale. Sì, praticamente dalla sinistra e poi il suo ruolo. Capello al limite, la conclusione con il destro che va a lambire l'incrocio. Ecco, vediamo, si stacca per ricevere il rimorchio, stop, tiro, senza troppi pensieri. Ancora vicino al vantaggio il Vicenza, questa volta con Capello, proprio lui aveva subito il fallo che ha portato il direttore di gara dopo una revisione al Football Video Support a concedere il calcio di rigore al Vicenza. Occasione sprecata da Stucler, palla di Bunino troppo lunga. Perdiò, rinvia Costa. Carraro di testa. A terra Capello. Nulla di grave per lui, che si è scontrato con Pavan. Casolari. Dio. De Zen. Attende l'arrivo di Amatucci. Ancora De Zen. Gioca semplice con l'appoggio di Casolari. Nuovamente il numero 10 del Cittadella, quindi Amatucci, punta Costa, si appoggia poi su Angeli che si arrabbia con De Zen, ma questa era una palla comunque difficile da raggiungere. L'idea è giusta, perché se De Zen si fosse proposto nello spazio, quella è una palla interessante. Ecco, De Zen voleva la palla sui piedi, ma non avrebbe potuto superare poi l'avversario. La carica su Stucler, calcio di punizione già battuto dal Vicenza. Costa. Capello toccato sul piede d'appoggio, punizione. La smorfia di dolore di Alessandro Capello. Sempre molto bravo a rilegare il gioco offensivo, è un regista d'attacco praticamente. Li vedo molto complementari con Stucler, una bella coppia d'attacco. Quella di Fabio Gallo è senza dubbio una squadra che rappresenta l'ideale mix di esperienza e gioventù, considerando giovani giocatori come Sandon, Pellizzari e Stucler, che però sono già da qualche anno in evidenza. Pallone Caferri e Costa. Parte il capitano, il sinistro velenoso non si abbassa.
Giuseppe, hai fatto bene a fare il focus sulla qualità della rosa del Vicenza. Se analizziamo ad esempio il reparto d'attacco, vediamo tutti i giocatori con caratteristiche diverse. Rauti molto veloce che attacca lo spazio, Capello è una sorta quasi di trequartista, Stucler una prima punta, c'è Morra che rientra dall'infortunio, quindi veramente tante soluzioni che poi Gallo è stato finora molto bravo a scegliere in base alla gara da affrontare. Gallo che non ha gradito proprio questo calcio di punizione, l'esecuzione di Costa, l'ha richiamato e l'ha fulminato con un paio d'occhiatacce. Si attende molto di più dal suo capitano, quella è la sua mattonella in effetti. Filippo Costa di Noventa Vicentina, classe 95, cresciuto nel Chievo, con la Spalla ha vinto nel 2017 il campionato di Serie B. Ha al suo attivo anche 39 presenze nel massimo campionato italiano. Tanto il pallone messo in mezzo sul dischetto, la chiusura provvidenziale da parte di Amatucci. Anticipo di Pavan tentato su Carraro, che però ha mantenuto il possesso per i biancorossi, che attaccano ancora l'area di rigore con Capello, che qui aveva fatto una gran giocata. Zonta era rimasto fermo. C'era parecchio traffico, però bravo Capello, intraprendente ancora una volta, con grande qualità, cercare una soluzione difficile. I cori dei tifosi del Vicenza che insegue la 12ª vittoria in 12 gare in casa, unplayed finora, media punti seguiamo questa iniziativa che frutta l'angolo, dicevamo media punti completa, totale in casa per la squadra di Fabio Gallo. 3 punti a partita conquistate. Fabio Gallo che intanto parla con i suoi collaboratori, vanno dentro i saltatori Cuomo, Leverbe, rimane fuori solo Angeli. Scivola Leverbe, che va però a fare pressing, giustamente recupera palla al limite. Provvidenziale l'intervento in chiusura sul triangolo che stava per effettuare Capello. Bonino intanto bravissimo a spizzarla per Dio, che però non ha una serata semplice. Gallo non ha proprio gradito la conclusione di questa azione offensiva, si è girato, ha fatto un cenno chiaro a Benassai di scaldarsi. Rischia Costa, si era allungato il pallone e non ha frenato la corsa, ha attutito la caduta. Lo abbiamo detto, terreno leggermente umido e scivoloso, lo abbiamo visto anche Carraro perdere l'equilibrio. Ma giù Amatucci fa giocare il direttore di gara, non c'è fallo da parte di Sandon, che riceve palla da Caferri. Sandon carica il sinistro, ci prova lui, non si fa sorprendere Maniero. E anche qua Stucler voleva palla, però l'iniziativa di Sandon ci può stare, con un tiro insidioso che ha schizzato tra l'altro davanti proprio alle mani di Maniero, che è stato molto bravo e sicuro nella presa. Casolari, impostazione di Pavan,
Angeli, preso in controtempo. Cittadella che con poca convinzione quando... Un po' evanescente nell'impostazione offensiva. Sì, non è la serata sicuro di Diao, che fino adesso ha sofferto tantissimo la pressione dei difensori. Attenzione, Bonino. Lascia sfilare il pallone di controbalzo, ci prova, cercando di anticipare l'intervento di Cuomo. Palla in curva. Pallone in profondità molto interessante. Bonino bravo nel tocco di preparazione. Il tiro era difficile, ha cercato un contrabbalzo con Cuomo che arrivava di gran carriera. Ha provato a sorprendere il portiere, ma era davvero difficile. Dal fondo Riccardo Gagno. Superato il 41esimo minuto di gioco, 0-0 al Menti tra Vicenza e Cittadella. Direttore di gara che invita lo staff medico del Vicenza ad entrare in campo. Scontro piuttosto duro, violento, con Pellizzari che ha ricevuto colpo alla testa, ma probabilmente dal proprio compagno Capello, che ora si rialza. Sì, c'è stato uno scontro tra i due biancorossi, per fortuna senza conseguenze. Secondo il direttore di gara però c'era stata una spinta ai danni di Capello e per questo motivo ha concesso il calcio di punizione in favore del Vicenza. Leverbe batte su Cuomo. Caferri. Si ricomincia dalla linea difensiva biancorossa. Leverbe per Stucler. Deve farsi perdonare l'errore dal dischetto. Il pallone proprio sulla testa di Stucler, che non riesce a tenerlo nello specchio. Bravissimo qua a lavorare prima il pallone, servendo la Caferri, che mette un buon pallone in mezzo. Ottima la sponda di testa, in questo caso di Pellizzari. Stucler a colpo sicuro, ma non era poi così facile comunque, perché era disturbato dai difensori avversari. Però abbiamo visto tutta la qualità di questo ragazzo, veramente molto interessante, di proprietà della Cremonese. L'anno scorso un'ottima stagione con la Gianni Erminio, quest'anno si è confermato con i colori biancorossi, imponendo la sua presenza in campo quasi sempre da titolare. È un 2004, come detto quest'anno già 6 gol all'attivo per lui, 21 in totale tra i professionisti. Pellizzari, fermato De Zen. Su Diao Leverbe e si lamenta dalla panchina Manuel Iori. Caferri. Zonta difende palla. Sandon ricevuto da Carraro, quindi Costa. Ancora Carraro, Stucler, Capello al limite, il sinistro, Murato. Insiste Sandon. Il cross di Costa,
si rifugia in angolo. Giuseppe si giocherà per ancora 6 minuti. Che scattano ora. Con questo angolo in favore dei padroni di casa. Cittadella che difende con un castello difensivo, Vicenza che invece attacca con gli uomini quasi tutti nella parte centrale dell'area di rigore. Non passa il tentativo di Zonta, un po' troppo frenetico poi Costa nel voler rimettere in mezzo. Alla meglio però sul rimpallo e poi si va a prendere il calcio di punizione su di lui irregolarmente Diao. E qui l'esperienza di Costa che ha messo il corpo davanti tagliando la traiettoria di corsa all'avversario. Sì, però questo è un regalo, questo calcio di punizione. Diao doveva semplicemente temporeggiare, anche perché poi Costa è anche molto veloce, molto intelligente da questo punto di vista, e questo è una sorta di calcio d'angolo. Infatti si vede la disposizione leggermente diversa del Cittadella, con una linea difensiva ma sempre a zona. La mette in mezzo Costa, palla veloce Pellizzari, anticipato in angolo. Tra l'altro questi sono i palloni veramente più difficili da leggere anche per il portiere, questi tiri a rientrare. Di testa è andato Diao. Quarto tiro dalla bandierina per il Vicenza. L'uscita di Maniero chiude l'azione, non troppo convinto Carraro. Carraro, uno dei fedelissimi di Gallo, sempre in campo insieme a Gagno e Cuomo, non hanno saltato veramente neanche una partita, sempre da titolari. È il playmaker di questa squadra, spesso e volentieri sa anche giocare dietro le quinte senza essere troppo protagonista, ma ha una presenza davvero indispensabile. Capello con l'esterno per Stucler, Pavan, poi Pellizzari alla meglio, quindi Stucler, Pellizzari, colpo di tacco al 48esimo, sblocca il match, Vicenza in vantaggio, esplode il Menti. La pressione costante da parte di biancorossi ha portato al vantaggio, un vantaggio meritato. C'è stato sicuramente un pasticcio difensivo in questo caso, però bravissimo prima Stucler, ma poi Pellizzari anche con una finezza, davvero, adesso la rivedremo, con un tacco a beffare il qui è il difensore. pasticcio, anche perché Pavan, dopo essere andato a chiudere su Stucler, perde contatto visivo con il pallone e lascia la possibilità ai biancorossi proprio di arrivare con Pellizzari alla conclusione. Stucler era stato bravo a cercare di prendere in controtempo Maniero, ma evidentemente non è serata fortunata per lui. Ha respinto il primo tentativo del numero 11, è stato anche fin troppo bravo, Maniero, e poi Pellizzari con una finezza di tacco è riuscito a mettere in rete il pallone, evitando anche l'avversario che era a terra. Per Giulio Pellizzari quest'anno è il secondo gol in campionato, ragazzo tra i più giovani in campo, del 2004, cresciuto nel Vicenza, l'anno scorso con le Dolomiti Bellunesi ha vinto il campionato di Serie D ed è rientrato dal prestito alla casa madre.
ed è indubbiamente una delle più grandi sorprese di questo grande Vicenza. Pellizzari, un ragazzo che ha vinto 2 campionati di Serie D mettendosi in mostra. Vicenza ci ha sempre creduto, ha avuto anche un infortunio piuttosto importante dove si è andato a curare proprio alla casa madre. Quest'anno sta sfruttando veramente le grandi doti sia fisiche ma anche di intraprendenza, di carattere, l'abbiamo visto, di personalità anche in questo gol. È veramente una delle note più liete di questa finora stupenda stagione. E Fabio Gallo, dopo aver esultato girandosi con i pugni al cielo verso la tribuna, con un cenno d'intesa proprio con Pellizzari, come a dire: anche questo mi hai fatto vedere stasera, bravo. Carraro, Caferri tiene palla. Questa fase finale del primo tempo il Vicenza esce in pressione, Diao ma non riesce a toccare il pallone, a rubarlo ai padroni di casa, che arrivano di nuovo in area di rigore con il lancio di Capello sul quale era andato Caferri. Sono passati i 6 minuti di recupero concessi dal signor Madonia. Rimessa laterale in favore del Cittadella, che diciamo in questa prima frazione ha cercato più di contenere piuttosto che provare a diventare pericoloso per la squadra di casa. Dovrà cambiare indubbiamente qualcosa nel secondo tempo se vuole rientrare in partita. il rinvio di Gagno, pallone recuperato da Casolari. L'aggressività dei giocatori biancorossi, arriva il duplice fischio del signor Madonia che manda le squadre negli spogliatoi. Si va dunque al riposo con il Vicenza in vantaggio 1-0 sul Cittadella. Per il momento decide Pellizzari. Bellissimo primo tempo, 2 squadre che hanno fatto cose egregie soprattutto dal punto di vista dell'intensità a centrocampo, però il Vicenza che ha sovrastato gli avversari dal punto di vista della pressione e dal punto di vista offensivo. Tante le occasioni, alla fine Pellizzari ha portato in vantaggio i biancorossi. Ci fermiamo, pubblicità e poi linea allo studio di Roma, Stefano Orsini e i suoi ospiti. Gara già ricominciata al Romeo Menti di Vicenza, con il Vicenza in vantaggio 1-0 sul Cittadella. Nell'intervallo una sostituzione tra gli ospiti, è entrato con il numero 21 Rabbi, che ha preso il posto dell'ex di turno Davide Diao. Un po' troppo evanescente l'attaccante italo-senegalese ex Vicenza. 7 gol in 32 gare in Serie B per lui con la maglia dei biancorossi nella stagione 21-22. Questa sera si è visto molto poco, per questo motivo Manuel Iori, che ora dà indicazioni ai suoi ragazzi, ha deciso di mandare dentro anche Simone Rabbi, classe 2001. Calcio di punizione in favore del Cittadella e il colpo di testa di Angeli, respinto sulla linea da Gagno. Interviene il direttore di gara, concede calcio di rigore al Cittadella. Le proteste dei biancorossi. Bravissimo, la rivediamo. Angeli. Anche la panchina di Iori sta facendo la stessa cosa, ma credo che dopo il colpo di testa di Angeli, che vediamo centrale, ha respinto distinto Gagno,
c'è stato uno scontro proprio al limite dell'area piccola tra Pellizzari. Sì, Cuomo e Pellizzari vanno sul pallone beccando però l'avversario. Adesso Allora, Pellizzari attenzione, è un giocatore del Cittadella, direttore di gara, che va a rivedere le immagini. sì, perché c'è una card che gioca a Gallo. Ricordiamo che nel corso della prima frazione di gioco Gallo aveva già chiesto una revisione, ottenendo un calcio di rigore poi sprecato da Stuchler. Per questo motivo ha 2 card ancora a disposizione, perché la sua revisione è stata accettata ed ora su questa decisione del signor Madonia si gioca un'altra possibilità. Intervento su Amatucci da parte di Pellizzari e Cuomo. Signor Madonia, Sì, che Iori nuovo... sta dicendo a Pellizzari che era un rigore per l'intervento di Amatucci, che l'ha preso pieno. Signor Cuomo con il quarto ufficiale Giorgio Bozzetto all'FVS, con le immagini messe a disposizione dall'operatore Thomas Torgato. Torna in campo il direttore di gara, la sua decisione conferma il rigore, conferma il calcio di rigore in favore del Cittadella. Grandissima occasione per gli ospiti, non accettata la revisione di Fabio Gallo, quindi in questo caso ha sprecato una card. Ha già messo il pallone sul dischetto Anastasia. Anastasia contro Gagno, quando se ne sta andando il quinto minuto del secondo tempo. Parte Anastasia, spiazza Gagno proprio sotto la curva dove ci sono i tifosi del Cittadella. Il pareggio della formazione granata con il secondo gol quest'anno di Emanuele Anastasia. esecuzione perfetta, portiere da una parte, palla dall'altra, angolato, preciso. Cittadella che rientra in partita proprio all'inizio di questo secondo tempo. Nel frattempo c'è stato anche il cambio con Rabbi, che è poi di fatto il capocannoniere della squadra, e un Diao che è apparso piuttosto spento, quindi un Cittadella che si riproporrà in questo secondo tempo con un altro piglio. A mio avviso vedremo un bellissimo secondo tempo. E da di che rammaricarsi vedendo il punteggio attuale il Vicenza per le occasioni sprecate nella prima frazione, a cominciare dal rigore di Stuchler. Altre proteste per un fallo di mano da parte di un giocatore del Cittadella. Il cartellino giallo del direttore di gara. Gallo sta giocando la seconda card, l'ha consegnata in questo momento al quarto uomo, che richiama l'arbitro Madonia alla revisione all'FVS. Altra revisione, ed è già la terza questa sera, tutte e tre richieste da Fabio Gallo. Eccole le immagini, braccio largo, che effettivamente
tocca il pallone da parte di Casolari. Iori ha urlato al direttore di gara: prima tocca il corpo. Adesso vedremo quale sarà il responso delle immagini. Direttore di gara che è ancora lì, che guarda le immagini, sempre con il quarto ufficiale Giorgio Bozzetto. Torna in campo Viene Madonia. restituita la card, quindi rigore. E subito per il Vicenza la possibilità di riportarsi avanti. Ci riprova Stuckler, che l'aveva già sbagliato nel primo tempo. Personalità di questo ragazzo e anche fiducia da parte dei compagni. Costa è andato a parlare con il direttore di gara Madonia, che sulle proteste, ricordiamo, ha estratto un cartellino giallo. Quello rimane, il provvedimento disciplinare rimane. È stato forse per Cuomo? Per Cuomo. Dagli 11 metri Stuckler, questa volta calcia forte e va ad esultare sotto la sua curva. Vicenza 2, Cittadella 1, il settimo gol quest'anno di Davide Stuckler. Anche qua nessuna incertezza questa volta. Assolutamente, anche qui portiere da una parte e il pallone dall'altra, è arrivato con tutta un'altra determinazione, l'ha voluto fortemente questo gol. E possiamo dire che se lo merita per la prestazione fornita finora, sempre al servizio della squadra. Un ragazzo che è veramente molto interessante, soprattutto per le caratteristiche anche caratteriali e di personalità. Rincuorato anche dall'esultanza ai cori dei tifosi Stuckler, che ha riscattato così l'errore del primo tempo. Vicenza nuovamente in vantaggio sul Cittadella. Rabi voleva chiudere il triangolo, è stato fermato però il compagno, qualche timida protesta da parte dei giocatori del Cittadella, che poi si rifugia con De Zen in fallo laterale. Giuseppe, l'ammonito è il numero 6 Leverbe. Le proteste vibranti infatti erano state di Cuomo e Leverbe. Dunque è al centrale difensivo che è andato il cartellino giallo. Ha ricominciato dopo il rigore a giocare con determinazione ed aggressività il Vicenza. Sì, sulle ali dell'entusiasmo anche dell'ambiente, che è veramente molto caldo e carico. Il Vicenza che ancora una volta con una rimessa laterale ha messo in grossa difficoltà il Cittadella, e poi da dove è scaturito poi il calcio di rigore.
la mette dentro Costa, il pallone allontanato dai difensori ospiti. Il tentativo di Carraro, quello di Costa. Sandon era terminato in offside. La punizione battuta da Casolari. Angeli, quindi Anastasia, l'anticipo su Bonino. Fermato Pellizzari. Amatucci. Va giù Rabbi, si lamenta, protesta con il direttore di gara, allarga le braccia e dice qualche parola di troppo. Finisce anche lui sul taccuino dei cattivi del signor Madonia. Reverb, Pellizzari, Costa, anticipato Capello, pallone recuperato da Zonta, poi Carraro, quindi Reverb, Caferri, Zonta, Capello, Stuckler in profondità, l'uscita di Maniero, gioca a memoria il Vicenza. Impressionante la facilità con cui si trovano i giocatori, si propongono nello spazio a più riprese. Abbiamo visto Reverb in questo caso proporsi questa sortita offensiva. Tante le soluzioni, una squadra che veramente gioca a memoria. Colpo di testa di Pellizzari, la chiusura su Stuckler, Angeli, rinvio di Pavan, Bonino, altro duello con Sandon, non riesce a tenere in campo il pallone l'attaccante del Cittadella. Costa, Carraro fa sfilare il pallone, poi cambia gioco a favore di Cuomo, largo Caferri, si fa vedere Zonta, Cuomo con il sinistro, non è la sua specialità ma ci ha provato con coraggio. Ancora una volta sviluppo sulla destra perfetto con Caferri con Zonta che si butta nello spazio, il pallone è perfetto all'indietro per Cuomo, che non è esattamente il suo mestiere quello di trovarsi in quella posizione, soprattutto col piede anche quello più debole. Per questa è un'altra grotta occasione per la squadra di casa. Intervento irregolare di Rabbi, punizione già battuta dal Vicenza. Cuomo, l'errore di Stuckler, Anastasia, dribbling non riuscito ai danni di Cuomo, c'è solo rimessa laterale in favore del Cittadella. Con le mani Rizza, pallone di ritorno di Amatucci, era già oltre la linea laterale. Si cambia, con le mani questa volta Caferri, tocco dietro per Cuomo, con calma ricomincia da Gagno. Sandon, un Cittadella che sta subendo la gara, non è mai riuscita a fare il proprio gioco, sta lavorando sulle azioni del Vicenza, sia in rottura che in ripartenza, però senza riuscire mai a imporre il proprio gioco.
rimessa lunga con le mani di Costa, guadagna l'angolo la formazione biancorossa. Che è sempre molto brava a sfruttare queste rimesse laterali con Costa e con Pellizzari, che riesce a farsi spazio sempre fra le maglie avversarie e a guadagnare sempre qualcosa. In questo caso il calcio d'angolo. Battuto dallo stesso Costa, Cuomo di testa. Non ha effetto la sortita offensiva del difensore biancorosso. Angeli per la formazione di Manuel Iori. Si fa vedere Casolari. Sull'esterno Anastasia. Pallone di ritorno da parte di Rizza. Si ricomincia da dietro. Pavan alza la testa il capitano, viene attaccato da Capello, si libera del pallone a favore di De Zen. Intervento irregolare su Bunino, punizione già battuta dagli ospiti che avanzano con Pavan. Chiede palla dentro Bunino, il colpo di testa da posizione molto defilata, poi è bravo Leverb oltretutto a non concedergli la possibilità della torsione completa. Palla sul fondo. In area di rigore Bunino allarga le braccia, si era alzata la bandierina della seconda assistente Giulia Tempestilli. Era terminato in fuorigioco l'attaccante piemontese Cristian Bunino. Gagno dopo lo scambio con Cuomo. Pallone di ritorno all'estremo difensore di casa. Capello ha sentito l'arrivo di Pellizzari che è andato fino in fondo ma non è riuscito a servire in mezzo Stuckler. Rabbi tiene palla, la tocca dietro Casolari. Ben disposta in campo la formazione di Fabio Gallo. Ci prova a sinistra ora il Cittadella. Bunino impreciso nello scarico. Stuckler fermato in fallo laterale. Caferri rinvia il pallone dopo che aveva già oltrepassato la linea laterale. La rimessa per gli ospiti con Rizza. Ci sono due palloni in campo, può riprendere il gioco. Abbiamo visto Manuel Iori parlare con Anastasia in maniera piuttosto fitta. Ora delle Vicenza sono pronti ad entrare Cavion e Rauti. Ferma il gioco il direttore di gara, estrae il cartellino giallo ai danni di Sandon. Allora uscirà Capello e Zonta per Cavion e Rauti.
cambi naturali. Sì, si mantiene il 3-5-2 che sta funzionando molto bene, però aspetta a fare il cambio per vedere come va a finire questa palla inattiva. Si incarica Anastasia, vedremo se batterà rete o se cercherà uno schema. 2 uomini in barriera, ha cercato la porta, palla che non si abbassa. È il momento dei cambi. Sostituzione per la Rossi Vicenza, esce il numero 10 Alessandro Cappello. Standing ovation per Capello, ottima prestazione. Della Cittadella sono pronti Falcinelli e Castelli. Esce il numero 29 Loris Nota. Entra con il numero 8 Fuori Bunino. Sostituzione per il Cittadella, esce il numero 90 Bunino e entra con il numero 99 Castelli. Mossa inevitabile da parte di Iori, toglie un difensore, mette 2 attaccanti, Falcinelli e rientrante Castelli, giocatore molto prezioso per l'economia dal punto di vista del gioco proprio della squadra. E poi è uscito anche De Zen che era subentrato prima Sì, al posto di Falcinelli. proprio per cercare di essere più offensivi e anche dare una svolta dal punto di vista tattico alla partita. Giovane De Zen che ricordiamo è entrato al 18° del primo tempo in sostituzione dell'infortunato Salvi. A questo punto per Iori un 4-2-3-1. Vedremo se cambierà le sorti del match, riuscirà a essere più intraprendente la squadra ospite. Che ora spinge con Rizza, costretto a venire in mezzo al campo. Casolari, il cambio di gioco, si fa consegnare il pallone Falcinelli. Il cross che stava per mettere in difficoltà Leverb. Con calma Angeli. Ecco la prima cosa su cui andrà a agire la squadra ospite, sicuramente l'ampiezza, sfruttarla meglio, provare a attivare anche a questo punto sulle corsie laterali i 2 terzini. 4 uomini portati in area di rigore del Vicenza dal Cittadella. Il colpo di testa a incrociare verso il palo lontano da parte di Amatucci, che non riesce però a sorprendere Gagno. Tridente d'attacco del Cittadella con Anastasia, Castelli e Rabbi, con Falcinelli, giocatore che per la sua grande esperienza è libero di muoversi per tutto il campo. Sì, cercare soluzioni con la sua capacità di leggere le situazioni, giocatore che ha fatto la B, la Serie A, insomma. 114 presenze
e 17 gol in Serie A per Falcinelli. Tanto in area di rigore, la conclusione alta parte di Stuckler dopo un buon pallone lavorato da Rauti. Dicevamo di Falcinelli, 114 presenze, 17 gol in Serie A, 246 presenze e 36 gol in Serie B. Ha anche vinto nel 2021 campionato e Coppa di Serbia con la Stella Rossa. Rizza, Falcinelli, Amatucci, proprio per Diego Falcinelli che prova ad andare via a Carraro, riesce a servire Casolari. Amatucci fermato in area di rigore, il rinvio direttamente, fallo laterale. Ha cambiato faccia però il Cittadella, adesso si vede con un'altra velocità di manovra, nuove soluzioni e Vicenza che sta soffrendo. Il pallone rimesso in mezzo da Rabbi, l'aggancio e il tentativo di servire Castelli da parte di Anastasia. L'errore del Cittadella. Stuckler, Rauti, il pallone ancora per Stuckler, ci pensa su troppo. Ottimo recupero su di lui da parte di Anastasia, anche lui a tutto campo questa Sì, davvero sera. una grande chiusura da un giocatore offensivo che si è fatto 40 metri a ripiegare, molto bravo. Amatucci, intervento falloso da parte di Rabbi su Cuomo, terra anche Leverb. In area di rigore Rauti, la conclusione deviata e poi arriva il 3-1 con la stoccata di Cafferri. Esplode ancora il Romeo Menti al 32esimo della ripresa. Vicenza 3, Cittadella 1. Quarto gol quest'anno per Lorenzo Cafferri. Bravissimo Rauti qua a lavorare benissimo il pallone, tiro che mette in difficoltà Maniero e Cafferri è il più lesto di tutti con il tap-in che mette al sicuro il risultato in una fase piuttosto difficile per i biancorossi. Sono pronti Alessio e Elisei ad entrare. L'esultanza di Lorenzo Cafferri su il gol del 3-1.
il momento migliore del Cittadella. È arrivata questa doccia fredda. Tutto da rifare per il Cittadella, chiaramente il tempo è sempre meno. Casolari di testa a Costa, Allora uscirà Stucler, Cuomo. il pallone dentro per il tentativo in scivolata di andare a piazzare la zampata vincente da parte di Michele Cavion. Dicevo, usciranno Cuomo e Stucler per Alessio e Benassai. Altri cambi. Benassai per Cuomo. E Filippo Alessio al posto di David Stucler. L'abbraccio a Stucler da parte di Fabio Gallo. Meritatissima la standing ovation arrivata per Stucler, ma anche per Cuomo, autori di una partita davvero molto buona. Naturalmente distribuisce anche minutaggio ora Fabio Gallo agli altri componenti della panchina. Dato calcio di punizione in favore del Cittadella. Le urla di Gagno ai compagni. Cross di Rizza, palla sul fondo, c'è angolo. Corner che non porta effetti agli ospiti, la possibilità del contropiede per il Vicenza. Prova a recuperare velocemente le posizioni Cittadella, ma Filippo Alessio appena entrato in campo trova l'angolino giusto e piazza il poker. All'82esimo il gol del 4-1 con il primo quest'anno in campionato per Filippo Alessio, l'esultanza di Fabio Gallo. Altro gol bellissimo. Alessio trova lo spiraglio giusto e con grande precisione va a piazzare questo destro a fin di palo. E ancora una volta i giocatori entrati dalla panchina entrano e diventano determinanti, proprio come è successo ad Artignano con Cappello e Caferri. Anche oggi Alessio entra e fa gol.
entusiasmo in Vicenza. Dicevo, vi segnalo che l'arbitro Vincere fa bene a vincere. Eh sì, decisamente si vede proprio anche questa ripartenza con 4 giocatori che si buttano nello spazio con grande volontà, determinazione. È veramente una squadra che sta volando altissimo. Giuseppe. Aiuta sicuramente, vincere aiuta ad avere sempre più convinzione nei propri mezzi. 12° successo interno quest'anno per la squadra di Fabio Gallo. Giuseppe. E intanto vi segnalo che l'arbitro Madonia per i festeggiamenti sul 4-1 ha fatto cenno che sarà accordato un ulteriore minuto di recupero alla fine. Altra grande prestazione di sostanza, un Vicenza che veramente ha badato al concreto, grande intensità, grande organizzazione per una squadra che poi non ha concesso davvero quasi nulla agli ospiti. E Daniel Cappelletti ad entrare per il Vicenza. Si prepara l'ingresso in campo di un ex che ha vissuto stagioni importanti con il Cittadella. Daniel Cappelletti infatti nel 2016 ha vinto il campionato di Lega Pro ottenendo la promozione in Serie B Sostituzione per il Lanerossi con i Granata. Esce con il numero 27 Thomas Sandon. Tanti applausi anche per Sandon, meritatissimi. E torna a vestire la maglia bianco-rossa con il numero 5 Daniel Cappelletti. È un ritorno molto gradito questo di Daniel Cappelletti, arrivato con il mercato di riparazione il 15 gennaio, pochi giorni fa, proveniente dal Trento. Cappelletti che nel 2020 ha vinto il campionato di Serie C con il Vicenza e nel 2023 la Coppa Italia di categoria con i biancorossi. Altro dato molto confortante per la squadra di casa è anche il risultato proprio nell'altro match del Monday Night, ora la sconfitta probabile del Lecco in casa contro l'Inter Under 23, che porta quindi a 15 i punti di vantaggio sulla seconda. Vicenza che viaggia a vele spiegate verso trionfo stagionale. L'obiettivo dichiarato sin dal primo giorno di ritiro di questo gruppo messo a disposizione di Fabio Gallo, sempre stato la promozione in Serie B. Dopo averla inseguita per anni. Sì, dopo le delusioni degli ultimi anni. Degli ultimi 2 anni in particolare, sì. Serviva innanzitutto un grande condottiero e già nella scelta dell'allenatore penso che la società abbia fatto la prima grande mossa, poi abbia costruito un collettivo di grande qualità ovviamente, poi da assemblare e che Gallo è riuscito, perlomeno sta riuscendo a far spingere al massimo. Ricordiamo anche che nella stagione 2023-2024 il Vicenza ha ottenuto 23 risultati utili consecutivi, intanto l'uscita di Gagno, ma poi ha perso la finale dei playoff contro la Carrarese.
Angeli. Due minuti al 90esimo, più il recupero che verrà concesso dal direttore di gara. Intanto duelli in area di rigore, sbroglia tutto Costa con un lancio per Rauti che guarda in mezzo, non c'è nessun compagno, prova ad andare da solo, conclusione respinta da Maniero. Tanti applausi per Rauti. Ha messo in mostra il suo bagaglio tecnico e la sua fisicità, con grande velocità, si è sbarazzato del diretto avversario. È stato bravissimo Maniero a evitare la manita. Gallo è davvero incontentabile, si è lamentato perché non ha calciato prima di piatto, che aveva l'angolo aperto. Davvero incredibile, sul 4-1 è ancora lì a spronare ed incitare i suoi. Dalla bandierina Costa. Pallone allontanato sul primo palo dai difensori del Cittadella. Nuovamente Costa. Appoggio per Caferri. Alessio. Leverb mette in mezzo un pallone veloce. Buon lavoro in ripartenza di Anastasia. Movimento di Rabbi, il pallone per Falcinelli, preciso per Rabbi, la chiusura sul primo palo di Gagno. Contropiede da manuale, bravissimo Anastasia nella prima fase, poi bravi anche Falcinelli con questo servizio per Rabbi, ma ancora di più Gagno che non abbassa la guardia. 5 minuti di recupero. Recupero 5 minuti. Ed entriamo ora nell'additional time di questo derby veneto, con il Vicenza in vantaggio 4-1. Colpo di testa in girata, arriva Rizza, Vicenza che esce, palla al piede, lascia giocare il direttore di gara. Non ci sono state proteste da parte dei giocatori biancorossi. Costa. E questa volta la pressione su Filippo Alessio è irregolare da parte di Angeli. Cambio di gioco di Leverb, comincia ad affiorare un po' di stanchezza. Rizza. Controllo di petto di Amatucci. Angeli, ancora Matucci, Rizza, Angeli per Rizza, movimento di Rabbi, quindi a Matucci, Rizza mette in mezzo, traiettoria di facile lettura per Gagno. Alessio, Caferri, Camion, con calma Cappelletti, Cavion,
Tiene palla il Vicenza, ancora 2 minuti da giocare. Il lancio di Gagno perfetto per Leverbe, che incrocia cercando la profondità per Rauti. Non si è fatta sorprendere la difesa del Cittadella, che ora imposta con Matteo Angeli. D'Alessio si fa consegnare il pallone Casolari, chiama in avanti ancora D'Alessio. Cross a tagliare l'area di rigore, palla che arriva nella zona di competenza di Riccardo Gagno. Anche stasera il Vicenza ha dimostrato di avere davvero pochissimi punti deboli, innanzitutto dal punto di vista dell'atteggiamento, perché l'abbiamo visto, convinzione mentale. Assolutamente, non hanno mollato una virgola, veramente è una squadra molto determinata, che ancora una volta vede nei giocatori che subentrano, giocatori che fanno la differenza, e questo per un allenatore è un dato davvero importante. Ha giocato sempre con grande determinazione ed intensità la squadra di Fabio Gallo, che continua a dare indicazioni ai suoi, vuole che continuino a tenere palla, a spingere. E sicuramente questa è un'atmosfera che aiuta. D'altronde questa è una piazza che merita grandi palcoscenici per la sua storia. Arriva il triplice fischio del signor Madonia. Il Vicenza batte il Cittadella 4-1, si aggiudica il derby veneto, 12° successo interno in 12 gare in campionato per i biancorossi di Fabio Gallo, che così salgono a quota 59 punti. Ecco, più 15 sulla seconda, che in questo punto è il Lecco, sconfitto questa sera, ma un'altra prestazione monumentale di una squadra veramente molto determinata a vincere questo campionato. Ci fermiamo, linea a Stefano Orsini in studio a Roma con i suoi ospiti. Sì, giustamente ha raccolto Gallo gli applausi e gli osanna di tutto lo stadio. Mister, è una sorta di cooperativa del gol, tanta qualità, un rigore sbagliato, insomma in 90 minuti ci avete fatto vedere di tutto. Buonasera, penso che questa sia stata la partita perfetta, l'abbiamo interpretata come l'avevamo preparata, i ragazzi sono stati eccezionali per qualità tattica e per intensità, quindi ritengo che sia stata veramente la partita perfetta. 15 punti dalla seconda, il discorso è chiuso ormai? No, mancano 15 partite, quindi non possiamo pensare e non lo faremo assolutamente. Noi dobbiamo ogni partita fare il massimo e cercare di disputare partite come queste, perché poi regalano gioia a questo pubblico meraviglioso. Grazie a Fabio Gallo, in bocca al lupo, lì nello studio, è tutto da Vicenza.